cacciatore. Perché secondo lei è giusto multare chi disturba i cacciatori? Ma è giusto multarli, secondo me è una legge giusta, speriamo che arrivi anche velocemente e che anche le altre regioni le applichino. Dovrebbe applicarla il governo stesso questa legge, perché comunque il cacciatore paga una tassa di concessione regionale, 174 euro all'anno, 84 euro sono quelli regionali, lo Stato incassa circa 300 milioni di euro all'anno solo di tasse di concessioni governative e regionali, non sono poche. Pago, quindi ho diritto nel rispetto delle regole. E questa è in sintesi la difesa dei cacciatori dopo l'alzata di scudi sulla legge regionale in fase di approvazione a Venezia, chiamata già legge Berlato dal consigliere che l'ha proposta e che rappresenta il mondo venatorio veneto, dispone, se approvata, quanto segue. Prevede le sanzioni amministrative, forse anche penali, per quanto riguarda chi disturba i cacciatori che fanno la propria attività venatoria. Cacciatori più tutelati quindi da ambientalisti provocatori con multe ma anche con processi penali perché, sottolinea Lorenzon, riferimento di Berlato nella Marca e appassionato delle doppiette, il cacciatore ha tutto l'interesse ad evitare di sparare a case o peggio a persone. Il cacciatore esercita una passione, non è uno sport, è una passione che è regolamentato da una legge nazionale e dalle leggi regionali delle varie regioni, quindi caccia assolutamente in regola. Del resto è capitato anche all'ex assessore provinciale proprio alla caccia qualche episodio spiacevole. Bisogna parlare anche di ambientalisti, bisogna parlare anche di animalisti che tante volte esagerano, vedono un cacciatore a 1 chilometro e cominciano già a urlare. E per chi si sentirà assediato in casa dalle doppiette, il consiglio da cacciatore è semplicemente questo. Deve allertare o la polizia provinciale, le guardie venatorie, oppure chiama i carabinieri.